Stamattina le mascherine di protezione prodotte e donate ai cittadini dall'azienda di Tre Baseleghe, Grafica Veneta, il ministro Speranza ne avrebbe chiesto alcuni campioni. Il governatore conferma l'avanti tutta con la campagna tamponi fino a 13.000 al giorno, prima i sanitari, poi operatori delle case di riposo, medici di medicina generale e on the road. Arrivati a Villa Salus i primi pazienti Covid all'esterno di uno dei 3 ospedali del Veneziano dedicati alla cura del coronavirus, la Protezione Civile ha montato le tende da campo. Continuano i controlli delle forze dell'ordine con conseguenti denunce verso chi non osserva le norme di contenimento della diffusione del virus. Soppressione di linee, modifiche di orari di autobus e vaporetti a Venezia, polemica anche politica sulla novità introdotta dalla CTV per l'emergenza coronavirus. L'aeroporto di Tessera come non l'avete mai visto, tra poco le immagini dello scalo veneziano completamente deserto. Dal laboratorio in diretta a Facebook agli spettacoli del sabato sera in streaming su YouTube, il teatro offre un antidoto alla noia ai tempi del Covid-19. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia, dunque questi i titoli di oggi, ma prima il bollettino arrivato davvero pochi minuti fa della Regione. Sale a 3.384 il numero dei casi positivi, delle persone contagiate, con un più 170 rispetto al bollettino diffuso questa mattina intorno alle 7:30. A Venezia sono 451 le persone risultate positive, con un più 25 persone. Per quanto riguarda le persone ricoverate, nel Veneto sono 691 e anche qui una crescita di 45 persone in più ricoverate in ospedale. 201 sono le persone invece in terapia intensiva, con un più 6. Ma sono anche 189 però le persone dimesse dagli ospedali, quindi guariti dal coronavirus. Per quanto riguarda invece i decessi, purtroppo il numero sale veramente di molto, sono 24 le persone rispetto a questa mattina decedute per questo virus, quindi raggiungono i 113. Nel Veneziano sono 2, sono a Mirano e 1 nell'ospedale di Venezia. Ed il presidente Zaia ha presentato questa mattina le mascherine di protezione prodotte da Grafica Veneta, che ne ha donate 2 milioni ai veneti. Vediamo. Dopo giorni e giorni di tentativi, modifiche, prove, il risultato è arrivato. Grafica Veneta, l'azienda di Tre Baseleghe tra le maggiori in Europa nel settore della stampa, ha prodotto e donato 2 milioni di mascherine al Veneto. Col Presidente abbiamo un rapporto di amicizia decennale, l'ho sentito in grande difficoltà e come fai a non essere vicino al tuo territorio, ai tuoi amici e alla tua gente. Le ha presentate il governatore Zaia insieme al titolare Franceschi nella sede della Protezione Civile a Marghera. Li distribuiremo, oltre a quelle che andremo a comprare, le distribuiremo gratuitamente tramite la Protezione Civile a coloro che magari non hanno avuto modo di approvvigionarsi. Io ho chiesto che vengano confezionate in confezioni da 25, distribuiremo direttamente, queste sono 10, da 10 e quindi anche perché sono più spesse, è vero, rispetto all'altro materiale, e quindi daremo i pacchettini alle persone. La macchina della distribuzione è già iniziata. L'assessore alla protezione civile Bottaccini e l'assessore alla sanità Lanzarin hanno inviato lettere ai comuni, centri servizi per anziani, residenze sanitarie assistite e case alloggio per disabili con tutte le indicazioni. Bottaccini nella lettera ai comuni specifica che le relative forniture verranno consegnate alle singole amministrazioni a cura della protezione civile e invita i sindaci a favorirne la distribuzione il più capillare possibile. Non è una banalità, ma è una genialità. Io penso che Franceschi, mi perdono, lui è passato alla storia perché ha stampato tantissimi libri famosi, tra i quali Harry Potter, però penso che qui passerà la storia per essere l'uomo delle mascherine del coronavirus. Poi abbiamo pensato agli anziani, a tutte le persone che magari non hanno molta manualità. Primo orecchio, si fa uscire bene l'orecchio, poi si tira, vedete? Perché è consistente e morbida contemporaneamente, si tira e si va al secondo, eccolo. Cioè io la porto in ufficio, sopra la porto anche ore, l'ho portata ore per testarla, non si inumidisce, non fa aloni, a mio avviso
lui dovrà produrre le mascherine per tutti. Siamo riusciti ad avere un processo che riesce a portare a una produzione giornaliera attualmente dai 500 ai 700 mila pezzi al giorno, per ipotizzare che nel giro di una decina di giorni se riusciamo ad arrivare al 1,5 milioni di prodotti. È un prodotto deve essere un usa e getta, che quindi è una barriera che si può utilizzare ai supermercati in tutta la quotidianità, perché anche una mascherina importante dovrebbe essere utilizzata al massimo un giorno. Si tratta di un dispositivo di protezione non ad uso chirurgico, ma che potrebbe diventarlo a breve. Stiamo lavorando comunque assieme al Ministero che penso nel giro al massimo di una settimana si poter definire questa una mascherina chirurgica di primo livello. Il ministro Speranza ne avrebbe chiesto alcuni campioni. E a spiegarci l'uso della mascherina e le prime sensazioni nell'indossarla è stata oggi la nostra Ilaria Marchiori, a margine della presentazione a Marghera. Ribadiamo che non si tratta per ora di un dispositivo medico o di protezione individuale certificato. Molto comoda, anche perché la questione che si possa chiudere attraverso le orecchie è importante, è uno degli aspetti che hanno voluto sottolineare, dal momento che quelle con gli elastici, soprattutto quelle che si devono allacciare dietro proprio nella zona della nuca, sono molto complicate, cioè insomma non è che siano complicate, però creano più difficoltà. Permette di respirare, quindi anche perché c'è anche questo aspetto, no, in questo periodo che riguarda le mascherine, c'è chi magari soffre di claustrofobia e quindi magari si sente costretto, fa fatica a tenerle, invece con questa che ha questa dimensione che è abbastanza grande è molto più facile anche riuscire a respirare, non sentirsi troppo costretti. È consistente perché è abbastanza rigida, però allo stesso tempo è anche morbida, quindi ci si sente davvero bene, davvero a proprio agio. Questo direi che è molto importante anche proprio per il fatto di tenerla il più possibile quando si esce o se si hanno dei contatti e eventualmente anche in casa. Si può indossare anche con gli occhiali da vista che spesso si appannano, perché con altri tipi di mascherine si rischia che si appannino, succede a moltissime persone che indossano gli occhiali da vista, infatti li ho tenuti appositamente proprio per questo motivo, con questa mascherina non succede. Intanto il presidente Zaia conferma l'avanti tutta con la campagna tamponi fino a 13.000 al giorno, prima i sanitari, poi gli operatori delle case di riposo e i medici di medicina generale e on the road. Zaia ha riconfermato la volontà di stringere ulteriormente sui negozi anche di alimentari nei fine settimana, idea che potrebbe essere contenuta in un ulteriore provvedimento governativo. In base al nostro modello, ribadisce, se non ci isoliamo avremo 2 milioni di contagiati in regione per metà aprile. Procedono anche i controlli degli ispettori Spisal nelle aziende, mentre si fa sempre più remota la riapertura delle scuole in tempi brevi, sicuramente non dopo il 3 aprile. Ed il corpo di un infermiere di 49 anni che lavorava da poco in un reparto con pazienti da Covid-19 è stato trovato oggi nella foce del Piave a Cortellazzo. Secondo i primi accertamenti la donna si sarebbe suicidata, lavorava all'ospedale di Jesolo, divenuto da alcuni giorni una delle strutture Covid del Veneto. L'infermiera, che viveva da sola, era a casa da 2 giorni perché febbricitante, era stata anche sottoposta a tampone ma non le era stato ancora comunicato l'esito. E arrivati a Villa Salus i primi pazienti Covid, secondo il piano che fa della struttura di Via Terraglio a Mestre, uno dei 3 ospedali del Veneziano dedicati alla cura del coronavirus. All'esterno la Protezione Civile ha montato delle tende da campo. Vediamo. I primi 4 pazienti Covid-19 trasferiti dall'ospedale dell'Angelo sono arrivati a Villa Salus. La struttura di Via Terraglio a Mestre è, assieme ai nosocomi di Dolo e di Jesolo, una delle 3 strutture dedicate alla cura del coronavirus nella città metropolitana di Venezia, secondo le disposizioni della Regione Veneto. I 4 pazienti sono stati ricoverati nel reparto di medicina al 3° piano, attrezzato a reparto malattie infettive grazie al lavoro senza sosta degli ultimi giorni. Altrettanto rapida è stata la comparsa all'esterno del nosocomio di 2 tende da campo, montate dalla Protezione Civile nella notte tra il 16 e il 17.
saranno utilizzate per il monitoraggio degli accessi all'ospedale dei pazienti non Covid che potrebbero necessitare di prestazioni a carattere d'urgenza. I pazienti col coronavirus invece accedono all'ospedale attraverso un percorso dedicato, dove sono garantite misure di sicurezza anticontagio. All'ingresso del reparto è stata allestita un'apposita area filtro. Non sono ammesse visite ai pazienti Covid-19. Per contattare la famiglia, l'ospedale ha messo a disposizione una telefonata quotidiana da effettuare nella fascia oraria che va dalle 14 alle 15 e previe indicazioni ai referenti del reparto del solo congiunto di riferimento da chiamare. Continuano anche i controlli delle forze dell'ordine con conseguenti denunce verso chi non osserva le norme di contenimento della diffusione del virus. 3 persone sono state scoperte dalla polizia locale a Jesolo mentre giravano senza un valido motivo violando le norme del decreto. L'episodio più significativo lunedì sera in piazza Brescia. Una pattuglia ha fermato un'auto e controllato il conducente, un ventenne residente in provincia di Treviso. Alla verifica dell'autodichiarazione ha riferito di essersi recato sul litorale per recuperare una console per videogiochi da un parente. Dalle verifiche però è emerso che il ragazzo aveva precedenti per droga e furti. Quindi gli agenti hanno approfondito, trovandogli negli slip un involucro con 60 grammi di marijuana. È stato denunciato per possesso di stupefacenti e violazione del decreto. Le altre 2 persone denunciate, anche loro provenienti dal Trevigiano, hanno dichiarato di essersi mosse per fare acquisti. Continuano anche i servizi da parte dei carabinieri. Nel sestiere Cannareggio a Venezia hanno intercettato e quindi denunciato 3 persone, 2 mestrini di 35 e 24 anni e un bellunese di 41 radunati e in evidente stato di ebbrezza, con 1 grammo di marijuana. A Martellago, Mirano e Marghera i militari di Mestre hanno denunciato dei cittadini, di cui alcuni stranieri, alcuni pensionati, ma anche dei giovani lontani dalle loro abitazioni, che venivano trovati fuori senza un giustificato motivo. Ed oltre ai controlli continuano gli appelli a rimanere a casa il più possibile per contenere il contagio. Sono ancora troppe le persone che escono durante il giorno. Noi siamo andati a vedere com'è la situazione a Mestre. Migliaia di denunce in tutta Italia per spostamenti ingiustificati. Sono ancora troppe le persone che non prendono sul serio i provvedimenti anticontagio da coronavirus e non restano a casa, tanto che il Ministero dell'Interno ha imposto una stretta nei controlli e il governo sta valutando nuove restrizioni, tra cui il divieto completo per le attività all'aperto. Anche da parte della Regione Veneto ci sono state dure prese di posizione in merito. Questa è, per quella che è la nostra esperienza odierna, la situazione che si presentava nel centro di Mestre attorno a mezzogiorno. Quasi tutti indossano una mascherina, diversi hanno le borse o il carrello della spesa, alcuni i cani al guinzaglio. Non c'è folla, ma neanche il deserto. Code ordinate fuori dal supermercato e fuori dalle poste. Nell'edicola di Piazza Ferretto un cartello risponde alla preoccupazione manifestata da alcuni clienti. Il coronavirus non si trasmette attraverso i giornali, che peraltro si vendono di meno. Per quel che ci riguarda siamo andati a 1/4 delle vendite normali. È stata una botta grossa perché appunto la gente cerca di rimanere nelle vicinanze di casa senza farsi la passeggiata in piazza, giustamente. Laconico il commento della tabaccaia sotto i portici della piazza. Guardi, non c'è nessuno. Senta, e la gente è ordinata, cioè rispetta le distanze? Sì, quello sì. Eppure tra i mestrini c'è chi vedrebbe di buon occhio un aumento dei vincoli alle uscite di casa. A questo punto sarebbe il caso magari di dare una piccola stretta ancora leggermente di più di quello che è lo stato attuale delle cose. Per quale motivo? Ma per un semplice motivo che fondamentalmente quello che è successo e che abbiamo visto in Cina è stata una lezione per quanto riguarda quello che è stato nel passato e quello che è nel presente nostro. La voce di questo parrucchiere rimbomba nel silenzio della Galleria Matteotti, a pochi passi dal Teatro Toniolo. Non c'è nessuno, è vero, stanno rispettando in maniera perfetta. Molti clienti mi chiamano attraverso il telefonino, perché abbiamo la segreteria telefonica nei negozi, e per cui mi chiedono soltanto quando più o meno ci sarà, ma noi non possiamo dire nulla, cioè è tutta un'incognita. Soppressioni di linee e modifiche di orari di autobus e vaporetti. A Venezia è polemica, anche politica, sulle novità introdotte dalla CTV per l'emergenza coronavirus.
Negli autobus e nei vaporetti della CTV si rispettano le distanze minime previste dal decreto per l'emergenza coronavirus? Il Comune di Venezia intende potenziare le linee per evitare sovraffollamenti e garantire gli spostamenti degli operatori della sanità e di quelli dei servizi pubblici essenziali? La polemica sul trasporto pubblico veneziano, dopo le modifiche agli orari e la soppressione di alcune linee a causa del Covid-19, arriva fino a Cafarsetti. Le domande rivolte al sindaco Brugnaro e all'assessore competente fanno parte di un'interrogazione a risposta scritta, prima firmataria Monica Sambo, sottoscritta dai consiglieri comunali del Partito Democratico e della lista Casson. Si riscontrano in queste ore difficoltà per raggiungere San Camillo a Venezia e l'ospedale civile sempre a Venezia, a Mestre lo stesso, e quindi chiediamo un rafforzo soprattutto nelle fasce che garantiscono ai pendolari di poter raggiungere il proprio posto di lavoro in sicurezza, che possano garantire le distanze minime, anche per quanto riguarda le isole, Murano, Burano, quindi chiediamo uno sforzo ulteriore da parte di questa amministrazione. A mobilitarsi anche il presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano, Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco per tutta la città insieme, che ha allegato ad una lettera inviata in tal senso a Brugnaro anche una foto scattata alle 7 del mattino su un autobus in arrivo a Venezia. Una situazione di emergenza e di emergenza sanitaria, scrive Martini, non richiederebbe servizi di trasporto pubblico di emergenza? Ci si chiede se ha senso ridurre il numero delle linee, se ha senso ridurre la frequenza delle linee. La motivazione dell'azienda è sostanzialmente quella di un'attenzione al bilancio e di fare in modo che non ci siano spese eccessive rispetto a quella che è la prestazione e i servizi. È più importante invece, in questo determinato momento, che ci sia la tutela dei lavoratori e la tutela dei cittadini. Ed ora le immagini dell'aeroporto di Tessera come non l'avete mai visto prima, completamente deserto. Se le strade e le piazze vuote, i bar chiusi e i negozi con le saracinesche abbassate suscitano tristezza, angoscia, senso di solitudine, le immagini spedite da un telespettatore dell'aeroporto Marco Polo completamente deserto sembrano quasi surreali. Ogni giorno si incrociano milioni di persone, di sguardi, di vite, ora non c'è più nessuno. Nessuno prende un caffè prima di imbarcarsi, nessuno che addenta un panino perso nei suoi pensieri, nessuno si abbraccia per salutarsi. Ed ora diamo invece lettura di un comunicato ricevuto da Confindustria Radio TV sul decreto Cura Italia. Oltre agli interventi indispensabili al fine di garantire innanzitutto la salute dei cittadini, il governo non si è occupato del sistema radio-televisivo locale che a costo di grandi sacrifici sta svolgendo un ruolo informativo di prossimità irrinunciabile sui propri territori. Un'attività professionale esercitata in una condizione di tante incertezze perché di ora in ora gli inserzionisti, fonte di finanziamento essenziale dell'emittenza locale, disdicono i loro contratti pubblicitari, poiché gli esercizi commerciali e gran parte delle piccole aziende sono chiuse.
E se queste imprese utilizzano la cassa integrazione in deroga per non gravare sui bilanci, le emittenti locali non possono fare altrettanto, perché in questo momento buio devono restare al servizio dei cittadini ed adempiere al loro obbligo e dovere civico di informare. È evidente che se le emittenti radio o TV locali vogliono assicurare costante servizio e presenza sul territorio, non possono fare ricorso a sospensioni neppure parziali dell'attività, né agli ammortizzatori sociali. Mai come ora il loro lavoro è servizio di pubblico interesse, è vicinanza alla gente, è comunicare con un'informazione tempestiva e verificata. L'utilità di tale servizio, mai come in questo momento, è infatti riconosciuta dagli stessi cittadini. Prova ne è la sorprendente impennata degli indici di ascolto del comparto, anche dovuta all'eccezionale incremento del livello produttivo dei programmi informativi locali. La tenuta di questo importante servizio locale non può che essere quindi di interesse generale. Senza più introiti pubblicitari e senza un efficace intervento di sostegno si condanna l'informazione radio-televisiva locale all'estinzione. Le emittenti locali costituiscono un servizio essenziale per i territori che non può essere soffocato. Al governo si chiede un immediato ripensamento per mantenere aperta la voce di chi, per assicurare informazione di prossimità, non può chiudere né ricorrere agli ammortizzatori sociali. Tenere aperta la linea e la voce di chi è in questo momento in trincea e in prima linea nell'informazione di emergenza è un dovere che non può non essere sostenuto anche per l'utilità pubblica e sociale che assicura. Nonostante i teatri chiusi e gli spettacoli sospesi a causa del coronavirus, il Teatro Stabile del Veneto non rinuncia alla propria attività e presenta la sua prima stagione digitale. Se la stagione del Teatro Stabile del Veneto, annunciata come stellare quando il Covid-19 ancora non lo conosceva nessuno, aveva preso a simbolo l'immagine di un astronauta nel cinquantenario dello sbarco sulla Luna, autentica icona della modernità del XX secolo, la rimodulazione provocata dall'emergenza coronavirus la farà proseguire attraverso un'icona della modernità del XXI secolo, Internet. La riorganizzazione del cartellone annunciata dal presidente Giampiero Beltotto, naturalmente online, è stata prontamente ribattezzata Una stagione sul sofà. Dai video integrali di spettacoli teatrali alle fiabe e racconti per le famiglie connesse, dall'ora d'aria in diretta Facebook con il laboratorio teatrale, all'aperitivo letterario con le videoletture di grandi romanzi e i podcast dei sonetti di Shakespeare, il primo cartellone digitale del Teatro Stabile del Veneto dimostra che, seppur provvisoriamente chiusi al mondo con il corpo per la sospensione degli spettacoli nei teatri, possiamo non esserlo con i pensieri attraverso un proficuo utilizzo della tecnologia. Secondo l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, con questo palinsesto digitale il Teatro Stabile del Veneto alza un sipario virtuale su di una proposta culturale che, pur uscendo dai canoni abituali, mantiene intatta la sua qualità. Prima di chiudere vi ricordo fra qualche minuto il telegiornale di Treviso, ospite in studio il governatore Luca Zaia. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Bel tempo e temperature sopra la media del periodo, ma nel weekend questo assaggio di primavera verrà spazzato via da un colpo di coda dell'inverno. Vediamo intanto il dettaglio di giovedì 19 marzo. Sul Veneto situazione invariata rispetto ai giorni scorsi, ampio soleggiamento con cielo sereno o con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, valori massimi piuttosto caldi, compresi invece tra 17 e 21 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una splendida giornata all'insegna di un bellissimo sole. Temperature minime fino a 10 gradi, massime sui 18-19 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo con cielo al massimo velato, specie sui confini alpini. Temperature minime fino a 7 gradi, massime sui 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.